Onorevole Di Caro, incontro con i precari ASU di Favara, da dove prende il via questo incontro? Sì, oggi i lavoratori hanno chiesto e ottenuto un'assemblea prevalentemente di tipo sindacale, hanno chiesto la mia partecipazione, hanno voluto sapere quali sono le idee del Movimento 5 Stelle per risolvere i loro problemi. Sono problemi di una categoria che per 20 anni ha prestato lavoro nero legalizzato, non hanno un contratto, non hanno garantiti i diritti e non hanno praticamente diritto a quelle che sono le prerogative di un lavoratore. Allora, noi abbiamo cercato di spiegare come gruppo parlamentare quali sono le nostre proposte. Una è quella della cristallizzazione delle spese che la Regione dovrebbe corrispondere per questi lavoratori fino al 2038 per consentire una graduale contrattualizzazione e stabilizzazione di questi lavoratori grazie anche ai benefici della quota 100 e dei pensionamenti che questa quota 100 vede in seno a tutti gli enti pubblici e altri tipi di amministrazione. C'è anche poi un'ipotesi che potrebbe essere un'ancora e una scialuppa di salvataggio, che è quella del bacino Resais. L'idea è quella di farli transitare in un bacino Resais e usufruire dei benefici del reddito di cittadinanza per contrattualizzarli, perché come dicevo prima questi lavoratori ancora non hanno nessun tipo di contratto di lavoro. Poi sarebbe Resais a internalizzare questi lavoratori negli enti di provenienza. È una categoria di lavoratori formata, per 20 anni prestano servizio qui anche al comune di Favara, c'è un numero abbastanza considerevole, sono circa 60, molti sono laureati e diplomati, quindi sono senz'altro delle risorse per la pubblica amministrazione e sono anche un problema causato dalla vecchia politica che usava questo tipo di lavoratori come esclusivo bancomat elettorale, con un susseguirsi di promesse che di volta in volta venivano disattese. In diversi comuni in questo periodo si sta parlando appunto di stabilizzazione dei precari. Come giudica l'attuale situazione a Favara, anche l'attuale punto a cui è arrivata l'amministrazione? Bisogna distinguere tra tipologie di precari. Ci sono precari che hanno un contratto e questi dovrebbero essere stabilizzati nella quasi totalità dei comuni, al netto appunto degli esuberi. Anche qui al comune di Favara so che ci sono dei numeri importanti che superano le 150 o dovrebbero superare le 150 unità. Altro discorso è invece per l'IASO, che è una problematica meramente siciliana ed è al governo regionale che si deve far carico di risolvere.